Questa è una vera storia di un giovane ragazzo siciliano, non aveva altre risorse, fare il contadino, e poi il pastore. Il pastore significa guardare gli alimenti, animali, vacche, porci. E allora questo qui racconta la sua vita. Premetto che alla fine poveraccio è morto, è una storia vera. È morto prima che arrivare al suo paese, voleva andare, tanto ci teneva tanto ad andare al suo paese. Ora io ho fatto una ballata, questa è una ballata, e si chiama La ballata dei pastori e l'innocente esiliato, perché questo qui c'è una cosa che è rimasta in Sicilia, diciamo, no? E invece l'innocente esiliato sono tutti quelli che sono dovuti partire, obbligati ad andare all'estero per esempio, e che non sono venuti più, pensavano di stare lì un anno, due, così, fare un po' di soldi, e invece purtroppo non è andato così. E uno, il soggetto a cui ci riferiamo, è andato anche lui, è andato lì all'estero, faceva naturalmente lavori pesanti perché non aveva nessuna istruzione. E poi alla fine voleva andare al suo paese, alla fine purtroppo non ci è arrivato, è morto. E quindi finisce così, triste. Ora vi cercherò di interpretarlo. Oggetti si scordati in un momento di questa vita mia, ora vi conto. Le mie avventure sono più di 100, tutta la vita mia è un racconto. Quando era picciottella non me paesi, feci tanti misteri e tante cose, feci lo contadino e lo pastore, sempre pieno di caggi e di sudori, fabbriche non ce n'era nel lume paesi. C'erano 6 conventi e 15 chiese, così volevo tagliare un pane, postigliare bevolevo lo sapone, era tanta fatica e povero pane, te terre do marchisi e do baroni, che già se uno proprio di rigori, cinno paesi affari manuali, così io tappa e pecore l'assai, per pigliare la pala e lo piccone, e non giucchio di me era contento di lo progresso che aveva raggiunto, ma i cacciavia sempre tali mani e guadagnava sempre poco pane, ma era meglio che andare per monti, esposto freddo all'acqua e ai venti. Ora almeno vedi tanta gente con modi fini e vestiti eleganti, invece avevi in coggio 4 sazzi, buone manco letto di inizi, ma tutto cambia e cambiano i tempi, e tu vita non sei mai contenti, poco sei contenti sul momento, ma ognuno dalla vita vuole tanto, ma vita paga
volino vado, tu sei contenta a migliorare di poco, con che voli assai e non sta chiedo, ruba e va a finire carcerato. Io ringraziando a lui nostro Signore, non detti dispiacere alle mie cari, mi privava di ogni piacere, ma brutte strade non ne possiamo chiari, così dopo di tanta esitazione scelse la via delle migrazioni, e chi che non voleva fare cafone, manco rubare e poi andare in prigione. Fu così che un giorno sono partito e sono andato in Belgio. Andato in Belgio e viso ai mali, poi venne in Germania federali, in Svizzera, i paesani miei, che sono casi guadagnati stati, ma in Svizzera un po' ne cuccioli, a meno che non farò stagionali. Perciò pensai che ci voglio girare, non voglio ferriare tutto il mondo, passo st'estati e poi una voce inverno, faccio 2 soldi e poi venire il ritorno. Proprio così, pensavo di stare via qualche anno, giusto fare un po' di soldi e ritornato al mio paese. Invece purtroppo non è stato così. Passarono tanti estati e tanti inverni, che se ne ero catti nei meglio anni, e mi scordai il giorno che venne, perché io sogno catti 50 anni, io che onesto mai comportato, non fece male, non commetti reato, peggio d'un vile poi condannato. Sogno innocenti, ma sogno esiliato. Il momento di tornare spero, ma va a finire che prima ci moro, che l'anni a uno se ne fanno, e la mia vita qua mi sta passando, ma io voglio tornare e non mi arrendo, manco se morono giorno che torno, ma io voglio tornare e non mi arrendo, manco se morono